15 settembre, oggi un momento importante in un sit-in per il clima non rigassificatore, insomma questa sera anche una manifestazione, un corteo. Qual è il punto di vista del vostro movimento e quali saranno le cose che in programma avete di fare? Allora, il programma è abbastanza variegato, inizia oggi alle 18:30 con la raccolta di firme per il clima. Il movimento si propone non solo di contrastare il rigassificatore nella valle, perché questa è la nostra prima azione, ma abbiamo l'interesse a orientare comportamenti verso la sostenibilità, tant'è che la mostra di oggi da un lato manifesta tutte le criticità che un rigassificatore comporta sul territorio, dall'altro ci sono alcuni inviti a modificare i percorsi sia ai privati che alla pubblica amministrazione. Uno dei pannelli sarà dedicato a una proposta al sindaco per entrare nel patto dei sindaci. C'è un patto costituito molti anni fa in cui si sono riconosciuti moltissimi sindaci, enti, province, associazioni eccetera per costruire percorsi tendenti alla sostenibilità. Quindi in qualche modo noi siamo orientati su questi temi e vogliamo in qualche modo promuovere azioni tendenti a modificare i comportamenti dei nostri cittadini.